Ciao imbruttiti, oggi siamo a Borgo Rico in provincia di Padova e abbiamo trovato una persona che ha legato al gelato dei concetti molto particolari. Andiamo a vedere chi è. Siamo qui con Ivan Terrin nella sua bottega, qua in zona lo definiscono l'artista del gelato. Se venite qua dentro lui vi crea il gusto che volete, il gelato che volete e crea una confusione, praticamente continua a cambiare i gusti ogni settimana. Ha creato gusti per gli sportivi, per i vegani, anche per gli animali, insomma fa delle cose eccezionali, andiamo a vederle. Fa il gelato tutti i giorni con latte fresco, panna fresca, mascarpone fresco, senza che polvarine maledette che butta dentro un fiammino tutti. Vedere i sportivi che non mangiava il gelato perché aveva paura di ingrassare e perché faceva male stomaco e perché aveva il zucchero e la glicemia. Pro Action Wellness. Mostraci sto Pro Action Wellness, dov'è? Lo faccio vedere. Nato per gli sportivi in particolar modo perché senza zucchero, senza latte, senza panna, di conseguenza non altera il tasso glicemico delle persone. E le donne wellness perché è proprio costume. Allora, con questo qua può mangiarne quanto ti ne vuole. E in più ci sono le barrette proteiche. Proteine, gelato vegano, vedo là. Gelato vegano perché non c'è nessun ingrediente di origine animale. Insomma, li becchiamo proprio tutti qua. Ecco. Belli e brutti. Il gelato dello sportivo di Ivan Terrin. Quindi non chiamatelo maestro, ma chiamatelo artista. Gli artisti si inventano in continuazione. I maestri invece? I maestri studia e basta, sono sempre a rotazione. Piove, che gusto che sei? Se piove, sappiamo l'ombrello, se mettiamo sotto l'ombrello, ogni gusto si può. Quindi non che diciamo che sei coi coloranti. No, ma ti aspetta un attimo, se tu vuoi andare fuori da qua a bere in culo come se è successo per qualcuno, ma parla di coloranti. Questo qua che è WhatsApp, ampollina, un goccetto di clorofilla, che è un colorante naturale, dentro al miscelatore quando faccio il gelato e mi viene fuori verde. Guarda, vedi questo gusto qua che sarebbe il Facebook? E mi parla di puffo. Vado via di testa. Viene dato da un pigmento dell'alga spirulina, ricco di aminoacidi, aiuta gli sportivi e non. Ma non voglio sentire parlare del puffo. Ma anche quando un bambino viene dentro e sento, ma è il puffo. No, come si chiama questo gusto? Puntini sono importanti perché da qui capisci che è fatta con bacche di vaniglia vera e propria. Se trovi una vaniglia sulle gelaterie che è solo gialla, significa che è solo un aroma e non c'ha niente di naturale. Qua si viene a fare l'aperitivo col gelato, ma cosa ci metti dentro qua? Qua la ricetta base dello spritz è prosecco, 2/3, 1/3 di Aperol, perché il mio è Aperol, un po' di acqua perché non si può fare tutto quanto con alcol. Latte? Assolutamente no. Questo è il gusto della birra, quindi qua dentro cosa te ne metti? E qua semplicemente glucosio, il 3/4 della vaschetta è birra pura e diluita con un po' di acqua. Ma uno può venire qua e chiederti anche il gusto alla birra Heineken o no? Certo, glielo posso fare su misura perché io adesso uso birra antoniana. Sono arrivato sesto al mondo con questo gusto. E il gusto col vino dove sei? Ma il gusto col vino, adesso qua non l'ho messo fuori perché di solito uso un vino un po' particolare, ramosello, mi piace il ramosello perché lo bevo anche a casa. Per le donne che il gusto molto, fatto con limone, menta bianca e un po' di lime perché gli dà quel tocco defruttato che donne va matte. Prosecco. Come potete vedere siamo già a metà vaschetta oggi. Questo è prosecco di Valdobbiadene, DOC. Qua ho inventato l'Ice Bow. Ice Bow è gelato per i cani, per gli animali in genere. È uno yogurt senza zucchero, senza nessuna proprietà di origine animale, quindi lo faccio con latte di riso. Gli animali non assorbono nessun alimento che abbia lo zucchero all'interno come ingrediente. Già, fammi assaggiare a me. Provo, assaggia, senti se ti piace. Allora, provo l'Ice Bow. Sa un po' da tipo limone. È limone e yogurt. È buono però. Secondo me ne porta a casa un po' per i miei 2 Carlini. E mio figlio da sempre è stato intollerante al latte. È nato per questa la mia super grande passione. Non ci si può inventare, ma se avete un sogno lo potete realizzare. Tutti noi abbiamo un raggio di sole all'interno di noi stessi e lo dobbiamo tirare fuori.
portato in Dacia e avanti. Grazie mille, sai? Grazie a lei.